Eder. Mech. Pallister. La posizione che oggi hanno i parenti di Liliana è quella che Sebastiano non si sa se sia direttamente coinvolto nella morte di Liliana, ma che di sicuro sappia cosa è successo. E questa è la stessa posizione che io vado ribadendo dal primo giorno. Ci sono invece delle persone che pensano che sia Claudio quello che sa tutto. E allora, siccome chi dice la verità non ha mai motivo di nascondersi o di andarsene dallo studio come fa Sebastiano, pubblichiamo certi attacchi e pubblichiamo soprattutto la risposta di Claudio Sterpin. Spero che Claudio Sterpin possa leggere e rispondere, ma ne dubito. Mi farebbe piacere, signor Claudio Sterpin, alcune delucidazioni da parte sua. Il 14 dicembre, aspettando Liliana e riscontrato il suo ritardo, le invia 2 messaggi: aspetto un segnale, aspetto ancora un segnale, qualunque esso sia. Messaggi poco romantici per uno che aspetta l'amorosa a casa, non le pare? Gli incontri nella cantina e soffitta, posti un po' angusti visto che tra l'altro non avevano la luce, e da come sono stati fatti vedere, poco ma molto poco accoglienti. Fosse anche per un solo abbraccio, anche lì la solita cantilena: amore mio, amore. Le chiedo di non offendere l'intelligenza di chi sta seguendo questo triste caso. Dice di non aver rivelato subito di questi posti per non mettere in mezzo il proprietario. In mezzo a cosa? In fondo li frequentava per incontri clandestini d'amore. Che riservo doveva avere? Non mi sembra che lei si ponga questi problemi visto come ha trascinato Liliana nel fango. Si preoccupa per il proprietario che ha dichiarato che lei è come un padre verso l'amore ritrovato della sua vita, nessun rispetto, strano modo che ha lei. Il 15, dopo consiglio di Salvo, ex poliziotto che crede senza ombra di dubbio a quello che lei gli ha raccontato. Va dai carabinieri, ma guarda caso cancella i 2 messaggi inviati a Liliana la mattina del 14, e non dica che in tecnico per togliere un virus ha cancellato tutto. Perché deve anche dire quando è andato dal tecnico, durante la giornata del 14? Quando lei era in allarme rosso? Però ai carabinieri, per giustificare il traffico telefonico, non dice di essere l'amante di Liliana ma una persona che veniva aiutata nei lavori domestici. Perché ha omesso la storia d'amore? Poi sempre il 15 dicembre, caso vuole che lei vada in Slovenia, dice sì andare a cercare la cugina di Lilly, Silvia, che neanche conosceva, dove è andato, da chi e perché. Potrei fare come dice lei un Decameron, che ho scoperto che lei non sa di cosa parla, ma una ultima cosa che è caduta nel dimenticatoio. Lei disse: Liliana si è sacrificata per salvarmi la vita ed io non parlerò neanche sotto tortura, perché devo proteggere la mia famiglia. Da chi? Da cosa? Ma soprattutto perché? Io non credo né che lei né che Sebastiano siate gli autori di questo crimine, però quello di cui sono convinta che lei sapesse perfettamente chi doveva incontrare Liliana e perché. L'allarme rosso non è giustificato, così come i messaggi che non esternano l'attesa di un amante. Quando è stato ritrovato il corpo di Liliana, grazie all'intuizione lei, di quella di Gabriella e Salvo, nel suo volto nessuna espressione di tristezza ma solo di soddisfazione espressa. Come sempre dalla sua onnipotenza avevo ragione io. Però se è stata ritrovata in dei sacchi neri, non va bene perché non può essersi infilata da sola. Ma la giornalista aveva semplicemente detto che era stato ritrovato un corpo in dei sacchi, non sapeva ancora nessuno come era stato ritrovato il corpo, poteva aver ricevuto delle pugnalate. Colpita alla testa con segni evidenti, quindi il suo non va bene perché non si è potuta mettere da sola nei sacchi. Da che cosa lo ha dedotto, visto che, lo ripeto, non sapeva in che condizioni il corpo era stato ritrovato? Lei è stato sicuramente un grande atleta, ma come uomo lei fa acqua da tutte le parti. Eccomi, come ben sai, non mi sono mai sottratto a dare spiegazioni di tutti i tipi e lo farò anche adesso, anche se si considera intelligente lei, ma perdere tanto tempo per fare queste deduzioni era meglio perderlo per qualcos'altro.
Comunque, noi eravamo amanti, nessun amante va a sbandierare il suo stato di amante come noi se non è scoperto. Noi facevamo di tutto per non essere scoperti, lei mi ha detto di cancellare i messaggi perché lo faceva lei, perché non si sa mai, un telefono messo là può essere letto, eccetera, per cui era lei che aveva relativamente più problemi di me, io ero vedovo da un anno o quasi. Ripeto, per chi non vuol capirla vuol dire che ha poca intelligenza. La nostra relazione durava da oltre 40 anni, astratti, ma non ci siamo mai persi di vista. L'ho dichiarato in polizia, non sono mai andato dai carabinieri io, sempre solo in polizia. Tutte le cose, la cantina e la soffitta erano proprietà di un amico, ci potrebbe andare dentro veramente il Presidente della Repubblica, secondo me, perché adesso sono state vendute, di tutte le comodità, piccolissimi posti, nidi, ma pulitissimi, non mancava la luce, l'acqua, il bagno, eccetera, eccetera. Per cui delle ragnatele di cui parla la signora sarà a casa sua, ma qua di quello non si parla, per dire. Io non potevo esprimermi meglio nei primi giorni, soprattutto perché speravamo anche e soprattutto con Sergio che lei fosse riparata, per i primissimi giorni si intende, riparata da qualche cugina o amica. Ecco perché io sono andato a cercarla da subito, perché mi aveva detto male che vada, ho tante amiche e vado via da casa e mi riparo là, me lo diceva lei. La nostra era una storia seria, lo ripeterò fino a morire, io ho 85 anni e non mi spendo per raccontare palle, dillo alla Gentile che ha tanto tempo da perdere per scrivere tutta questa roba. Non ho problemi né paura che venga fuori la vera verità, io lo spero fino in fondo, che venga prima di morire, morirò molto più, se vogliamo dire, soddisfatto del risultato. Io aspetto questo, la verità. Liliana non si è suicidata, Liliana è stata pestata, Liliana è stata messa lì da qualcuno, punto. È chiaro che tutte le altre sono congetture, ma io sono convintissimo che questo emergerà, e anche fra non tanto, secondo me. Possiamo scommettere la cena, io, te e la Gentile. Sterpin a quarto grado porta in elenco le telefonate intercorse tra lui e Lilli, dove si evince una maggiorazione da parte di Liliana verso di lui. Fa questo per evidenziare che non era lui che tormentava Liliana. Bene, perché però non si è preoccupato di farci capire come mai erano telefonate brevi. A parte quelle già rese note che chiaramente all'inizio Sterpin smentisce, poi non ricorda e ultimamente ricorda tutto, le brevi telefonate consistevano in: sto arrivando, amore mio amore, come stai? Oppure, tu andando a consegnare, è tutto ok, ho fatto, cosa smistavano nel furgone di Sterpin che stranamente dà via quasi subito dopo la scomparsa di Liliana? Cosa nascondeva nella cantina e nella soffitta? Soldi? Foto? Documenti? Nessuno, e dico nessuno, lo incalza e cerca di non stare al suo gioco fantasioso. La chiave sta lì. Perdo ancora giusto mezzo minuto perché non merita di più con questa gente super intelligentoni. Sarei in grado, se vogliono, quando vogliono, di fare un test, io e loro, quanti anni hanno non mi interessa, possono essere miei nipoti, un test quoziente di intelligenza, sono pronto a farlo con questi intelligentoni che parlano così. Comunque il pulmino non era mio da molto prima, da almeno 2 anni, era già cambiato, e questo risulta dalle carte. Il passaggio di proprietà è stato fatto regolare e adesso di proprietà di un finanziere, per capirsi, uomo della Guardia di Finanza, per capirsi. Uno. Secondo, noi, come ho detto, ci trovavamo da clandestini, non potevamo fare altro, e ripeto, si sono inventati questi intelligenti che c'erano traffici di chissà che cosa, non esiste niente, l'unico traffico che facevamo io e Lilli era l'amore reciproco, punto e basta. Il resto dei traffici sono fuori da questo giro. Se Lilli ci è caduta dentro è stata dalla sua famiglia, che sono venuti eventualmente. Naturalmente, scanso di equivoci, famiglia non vuol dire parenti.
vuol dire la famiglia in cui abiti. Io spero che emergeranno queste congetture che porteranno a qualcosa. Sappiamo che esistono dei test di quoziente di intelligenza, io ne ho fatti alcuni tantissimi anni fa, il primo nella visita di leva, pensa te, altri per essere ammesso nella mia azienda e poi per andare a fare un corso di specializzazione, motivo per cui sono pronto con tutti quelli che stanno dietro a questa storia di fare a quest'età una prova di test di quoziente di intelligenza. Eccomi qua. Possiamo scommettere la cena, io, te e la Gentile. Ciao Eder, ci sentiamo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.